La Nuorese non è andata oltre lo 0-0 contro il Castiadas, i verdi-azzurri hanno tentato fino alla fine di trovare il gol, ma gli ospiti hanno retto l'urto e hanno conquistato un punto prezioso. In occasione della giornata della donazione, all'ingresso in campo le due squadre hanno mostrato uno striscione che invita alla donazione degli organi, un evento promosso dalla Nuorese insieme all'associazione Prometeo ITF e Onlus. Quanto alla gara, la Nuorese va vicino al gol al terzo con Sumaré con un tiro cross sfiora la traversa. La replica del Castiadas non si fa attendere e arriva su corner con D'Alamo che sfiora la traversa al quinto minuto. Gli ospiti insistono e al sesto Anedda va vicino al gol. I verdi-azzurri rispondono immediatamente con Sumaré che centra il palo a portiere battuto al settimo. I verdi-azzurri continuano a premere ma il Castiadas si difende con ordine. Cadao al 18° calcia dalla distanza ma la palla finisce al lato. Al 27° il Castiadas reclama un rigore per un fallo di mano di Cadao, ma l'arbitro lascia correre e assegna un corner, sugli sviluppi del quale Caraccio centra la traversa. In chiusura di tempo, al 41° Tunizzi crossa dalla sinistra, ma Melis e Anedda non ne approfittano. Nella ripresa, al primo Sumaré tenta dalla distanza di sorprendere Piori, che pare in due tempi. Al sesto, l'ex Usai su corner non trova la deviazione vincente e la palla finisce al lato. La Nuorese prova ad alzare il ritmo, Veracchi all'8° dalla sinistra cerca in area Cappai che non riesce a deviare la palla. Al 26° la Nuorese manca l'1-0, Cadao dalla destra crossa per Cappai che non aggancia, sul tiro di Sumaré l'attaccante segna ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 27° ci prova Bezzicheri servito da Tupponi che sfiora la traversa. Alla mezz'ora Cappai imbecca Bianchi che va vicino all'incrocio. Il Castiadas sbaglia il gol dell'1-0 con Rossetti che al 34° calcia su Frasca. Nel finale la Nuorese spreca alcune occasioni e il risultato rimane fissato sullo 0-0.